Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Il nostro istituto, come fa ogni anno da molti anni, partecipa alle celebrazioni che in tutta Venezia si susseguono, inseguono per celebrare il giorno della memoria. Eh, Col passare degli anni, secondo me, l'importanza della celebrazione del giorno della memoria, a dispetto di quanti ritengono che magari sia diventato un ricordo, come dire, che perde di efficacia, come tutte le cose che si ripetono nel corso degli anni, secondo me invece acquista sempre più importanza. Non solo, e non entro in questo argomento per quello che ci circonda in questo momento, per quello che accade nel mondo e che riguarda direttamente il popolo ebraico, ma anche per un'altra ragione, perché i testimoni di quell'evento ormai se ne stanno andando, se ne sono andati. E allora è importante che qualcuno riceva il testimone di quella testimonianza, scusate il bisticcio delle parole, esattamente come accade oggi qui, in cui un figlio parla di quanto ha vissuto in prima persona il padre. È una memoria che va conservata. Sappiamo che per molto tempo chi ha vissuto quelle terribili esperienze non ne ha parlato. Alcuni non ne hanno parlato per niente. Per quanto riguarda quelli che invece hanno raccontato, è importante che questi racconti si tramandino e si tramandino non solo all'interno delle famiglie, ma vengano anche portati all'esterno. E la ragione anche per cui sono molto contenta di questo incontro che facciamo oggi è che quando si parla della grande storia, quando si parla del numero incredibile di ebrei che sono stati trucidati, si rischia di essere generici, di perdere di efficacia. Quando la grande storia diventa una piccola storia, la storia di quell'uomo, la storia di quella donna, la storia di quella famiglia, paradossalmente c'è più facile da comprendere nell'importanza e anche nella gravità. Io l'ho sempre detto, dovremmo raccontare tutte le storie di chi ha vissuto le grandi epopee. Io sono figlia di un partigiano e mi piace raccontare quello poco che mi ha raccontato il mio papà. Quindi lo sforzo della memoria collettiva, personale e familiare deve essere fatto, perché le generazioni future meritano di ricevere risposte e di non farsi nuove inutili domande. Termino con una frase di Liliana Segre. Da Auschwitz non si esce mai, perché il mio numero 75190 non si cancella. È dentro di me. Sono io il 75190. Il numero di Auschwitz è impresso nel mio cuore, è tatuato nella mente e nell'anima. È con noi che per fortuna quel numero non l'abbiamo tatuato, dovremmo pensare e agire come se quel numero fosse impresso anche nella nostra mente, anche nel nostro cuore. Grazie, do la parola alla Presidente dell'Ampia. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti anche così numerosi. Ringrazio l'Ateneo Veneto nella figura della Presidente che ogni anno ci accoglie e ci ospita per questa giornata.
E tra le persone che hanno sostenuto questo incontro ringrazio specialmente l'Istituto di Cultura Tedesco, che è sempre al nostro fianco, ecco, in tutte queste nostre iniziative. Allora, noi ci siamo visti, qualcuno di noi, ieri alla Fenice per la cerimonia di inizio della giornata della memoria e abbiamo visto la trasposizione teatrale bellissima, devo dire, che Enrico Fink ha fatto del racconto di Bassani La lunga notte del 43, che abbiamo capito che è stata il 15 novembre e che Bassani, per ragioni forse letterarie, posticipa, e così anche il regista nel film. E io volevo partire proprio da qui, perché se non sbaglio il nonno Carlo è stato arrestato in quell'occasione, quindi in qualche modo partiamo da quello e andiamo avanti. Il nonno Carlo è stato arrestato in seguito a questa vicenda, poi successivamente anche la nonna e il papà. Il nonno e il papà sono finiti a Buchenwald e la nonna a Ravensbrück. Per un fatto, un evento di quelli che accadono nella vita, no? Di cui forse non si conoscono i motivi, le ragioni, non si sa perché, tutti si sono salvati e si sono rincontrati, la nonna quasi per caso a Ferrara. E questa cosa mi ha molto colpita. Io credo di aver visto una trasmissione tanti anni fa con il papà che raccontava questa vicenda e mi ha veramente colpita, perché queste persone che hanno fatto parte di una tragedia collettiva, ma ognuno ha vissuto la sua tragedia personale e quindi quando si sono ritrovati a casa, ognuno aveva questo terribile vissuto che in qualche modo, come dire, erano un ospite indesiderato, un ospite tragico, un'ombra che probabilmente sicuramente è entrato anche nelle relazioni interpersonali, cose dette, cose non dette. Il papà ha messo qualche anno prima di parlare, un po' come è successo a tanti. Allora, la Presidente prima diceva che la testimonianza, no, ha preso il testimone. In realtà io credo non c'è solo la ripetizione della testimonianza del padre, ma c'è anche la propria testimonianza di figlio che in qualche modo tutta questa vicenda complessa, tragica, è ricaduta, perché io non credo che si possa rimanere immuni da questo. Io ho avuto un padre invece IMI e quindi la sua esperienza in campo di concentramento infinitesimale rispetto all'esperienza della deportazione razziale, ma in qualche modo dolorosa, e credo io da questo non sono rimasta immune, nel bene e nel male. Ecco. Quindi credo che ci sia anche la testimonianza, ecco, della propria vita, e la dimostrazione è il fatto che Gadi Shanet è qua e ci viene a raccontare. Grazie. Do la parola a Renato. E grazie di essere presenti. Sono molto lieto di vedervi così numerosi. Ci sono momenti storici in cui sembra maggiormente necessario ricordare. Il ricordo è un'operazione molto delicata, scrupolosa e di tutto rispetto. Purtroppo oggi il ricordo troppo spesso si è trasformato in strumento di propaganda. Bisogna ristabilire il vero significato delle parole.
dobbiamo evitare che il linguaggio della storia sia utilizzato come terreno di manipolazione. Proprio allo scopo di ritornare ai fatti realmente accaduti, abbiamo invitato una persona che direttamente è stato toccato da esperienze uniche. Sì, perché i figli sono tutti segnati dall'esperienza dei padri. Il regista del film Liliana, Ruggero Gabbai, ha studiato a fondo questo rapporto tra i figli dei deportati e i loro genitori e si è persuaso, come tutti noi, che i figli sono segnati dall'esperienza dei padri. Oggi vogliamo conoscere per ricordare quale gesto di serietà, di responsabilità verso la verità storica. Ringrazio vivamente e di tutto cuore Gadi Shonait per aver accettato il nostro invito. Gadi Shonait è figlio di Franco Shonait, sopravvissuto al lager di Buchenwald. Ha una lunga esperienza di istituzioni ebraiche italiane. È stato assessore dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane agli eventi culturali legati alla Giornata Europea della Cultura Ebraica. È stato assessore alla cultura ancora prima e prima ancora consigliere del Memoriale della Shoah a Milano. È andato in molte scuole a raccontare se stesso e suo padre. Buon ascolto. Buonasera a tutti e davvero grazie per l'invito. Sono qui a raccontare la storia di papà. Aggiungo anche, perché è già stato anticipato, che i figli non sono immuni. Vi accorgerete che un paio di volte in questo ricordo io in qualche modo mi commuoverò, perché lo porto dentro di me. La storia di papà, noi siamo di Ferrara, nonostante il cognome Schenheit, perché 200 anni fa venivamo dall'Austria, ma sia papà che mamma sono di Ferrara. La storia di papà e della tragedia della sua deportazione inizia però molto prima. Inizia nel 1938. Papà aveva 11 anni, era una domenica mattina, stava facendo i compiti perché era stato iscritto, di settembre, doveva cominciare la prima magistrale, allora si chiamava così. E vede che i suoi genitori sono preoccupati. Allora si ferma e dice: che cosa succede? E il papà gli dice: vedi Franco, c'è un problema, domani non puoi andare a scuola. E lui risponde: come non posso andare a scuola? Sto facendo i compiti. No, non puoi andare a scuola domani e non potrai andarci mai più, perché sono state approvate le leggi razziali, che sono complesse, sono tanti articoli, ma uno di questi articoli diceva che i cittadini italiani di razza ebraica non erano italiani e dunque non potevano frequentare la scuola pubblica. E inizia un'altra storia per un ragazzo di 11 anni. Lui ricordava che andando in giro per Ferrara i suoi compagni di classe, i suoi amici fino a ieri cambiavano marciapiede per non salutarlo. A mia mamma è andata ancora peggio in quegli anni, perché ovviamente non potendo frequentare la scuola pubblica, la piccola comunità ebraica di Ferrara, erano 400 iscritti alla comunità ebraica di Ferrara, e aggiungo che 100 di loro non sono tornati dai campi. Aveva fatto una piccola scuola privata, ma come si fa adesso? Poi devi dare l'esame alla fine dell'anno, la scuola pubblica. A mia mamma è andato anche peggio, perché i bambini ebrei venivano messi in fondo all'aula,
durante l'esame, separati dagli altri. E una bambina arriva da mia mamma e gli dice: senti, ma è vero che avete la coda? Testuale. Ma questo era soltanto l'inizio della tragedia. Come è già stato ricordato, mio nonno Carlo venne arrestato nella lunga notte del 43, poi riuscì in qualche modo a uscire dal carcere, tornò a casa, ma nel febbraio del 44, una notte, una squadraccia fascista parlerò a lungo dei fascisti e della loro responsabilità in questa storia, perché questa cosa degli italiani brava gente è ora come in qualche modo di dimenticarcela. Vennero arrestati papà e i suoi genitori, e tutti e tre finirono a Fossoli. Fossoli, vicino a Carpi, era un campo di smistamento, chiamiamolo così, in attesa di essere deportati nei lager nazisti. E c'è un motivo, così rispondo a quello che ho sentito prima, per cui poi dopo si sono salvati tutti e tre. E il motivo è questo, lo raccontava papà, perché papà aveva le due nonne cattoliche, e avendo le due nonne cattoliche era considerato ebreo misto, e in quanto ebreo misto non finivano ad Auschwitz, dove è finito il resto della mia famiglia, 9 persone non sono tornate, e quindi sono finiti a Buchenwald e a Ravensbrück, che erano campi di concentramento, non erano campi di sterminio ufficiali, non c'erano le camere a gas. Restano lì a Fossoli in attesa di essere deportati. E papà poi si ricordava un episodio particolare. Una mattina, siccome il capocampo, che era uno che veniva nominato tra i prigionieri, era ammalato, il capitano delle SS dice a Franco, a mio papà, per oggi sei tu il capocampo. Cosa voleva dire per un ragazzo di 17 anni essere capocampo non era chiaro. Quel giorno partivano i treni per la Germania, per Auschwitz, e mio papà deve fare leggere i nomi di quelli che passano davanti a lui. Passano i suoi zii, passa il suo cugino di 11 anni e poi passa lei, Giuliana. E qui mi commuovo. Giuliana aveva 5 anni e papà si fermò dopo aver letto il suo nome e le dette un bacio. Nel silenzio generale del campo, anche delle SS. E papà poi, quando cominciò a raccontare, molti anni dopo, disse che aveva la sensazione che non l'avrebbe più rivista. E così è andato, effettivamente. E poi arriva la deportazione. Papà e il nonno verso Buchenwald, la nonna verso Ravensbrück. Com'era la vita in un campo di concentramento, papà diceva era molto difficile raccontare che cosa voleva dire. Sono stati lì fino all'aprile, all'11 aprile del 45, e lui diceva che 3 erano i motivi per i quali in qualche modo ce l'aveva fatta. Il primo motivo, tanta fortuna. Poi quando ha cominciato a parlare nelle scuole lui non diceva fortuna, diceva un altro termine, ma ci siamo capiti. E poi dice la rabbia. Dice io ero arrabbiato, perché pensavo perché devo morire? Devo morire perché vado in sinagoga al sabato piuttosto che a messa la domenica. Per questo devo morire. Il terzo motivo, altrettanto importante, era assieme a suo papà, mio nonno. Quando arrivavi in un campo di concentramento ti davano un numero ed eri solo, senza neanche più il tuo nome. Ma loro erano in 2, sempre assieme. Ed essere sempre assieme è stato per mio papà e anche per mio nonno prezioso, perché c'era qualcuno con cui parlare, con cui discutere. E poi papà di ricordi ne aveva tanti, uno in particolare citava. Un giorno un giovane ufficiale dell'SS si avvicina a lui con una moneta in mano e gli dice «Come, vieni». E mio papà si ferma perché erano capaci anche di scherzi terribili. E mio nonno gli dice «Franco, devi andare». Allora sono andato, dice papà, mi sono fermato sull'attenti, lui mi ha dato la moneta e io ho detto danke, ma in quel momento ho capito una cosa importante che poi mi è stata d'aiuto. Lui, con la sua divisa meravigliosa e perfetta e pulita, i suoi stivali lucidi, aveva perso perché stava dalla parte sbagliata. Io, vestito di stracci, affamato,
col rischio di morire tutti i giorni, avevo vinto, perché stavo dalla parte giusta. Poi arriva l'11 aprile, arrivano gli americani che liberano il campo. E papà ricorda 3 cose di quel giorno. La prima cosa, un ufficiale americano che va in giro con la macchina fotografica per fare le foto nel lager. Arriva davanti a una catasta di cadaveri, si ferma e non ci riesce, non riesce a fare le foto. E papà pensava, è un soldato, chissà cosa avrà visto nella sua vita, ma quella foto non riusciva a farla. Il secondo motivo, papà si gira, guarda attorno, non vede più suo padre, dice dove è finito? E poi ha un sospetto. Suo papà era andato davanti a quella catasta di cadaveri a recitare il Kaddish, la preghiera dei morti. Era la prima volta che cantava in ebraico, perché ovviamente a Buchenwald era meglio a bassa voce, non ad alta voce. E poi il terzo ricordo. Un paio di ufficiali americani chiedono a papà di andare con loro in giro per le baracche per vedere se qualcuno era ancora vivo, si era salvato, magari parlava una lingua tipo l'italiano che loro non conoscevano. Papà va in giro per le baracche, a un certo punto entra in una baracca e sotto una catasta di cadaveri sente una voce che si lamenta in italiano. Allora dice di sgomberare e si trova davanti un ragazzino. Quel ragazzino era Nedofiano, il papà di Lele. E papà lo guarda e gli dice, ma tu chi sei? Dice, io sono Nedofiano. E cosa fai lì in mezzo ai morti? Mi sto lasciando morire, dice Nedofiano, perché ho perso tutta la mia famiglia, aveva fatto tutta la lunga marcia della morte da Auschwitz, era arrivato a Buchenwald. Papà lo guarda e fa, se muori anche tu, hanno vinto loro. È nata un'amicizia. Si sono poi rivisti a Milano e Nedo diceva, guarda, in qualche modo è anche grazie a te, perché mi hai illuminato con quella frase. Se muori anche tu, avranno vinto loro. Poi inizia la lunga marcia per tornare in Italia, ci misero 2 mesi, da aprile a giugno, e qui c'è un ricordo scherzoso che poi è anche tipico di quella che era il modo di essere di papà. Arrivano a Monaco di Baviera, la città era distrutta dalle bombe anglo-americane, arrivano in una piazza dove in mezzo alla piazza c'era soltanto una statua. Papà si avvicina alla statua e vi chiedo scusa per quello che sto per dire, e si mette a fare pipì. Il nonno, che era uno molto tradizionale, gli dice, Franco, cosa stai facendo? Lui si gira e gli dice, papà, per ringraziarli dell'ospitalità, almeno un ricordo glielo volevo lasciare. Poi arrivano a Ferrara e la storia non finisce qui. Non finisce, e allora passo indietro. Papà non ha parlato per 30 anni, pensate. Ha cominciato a parlare alla fine degli anni 70. E i motivi per cui aveva deciso di non parlare erano 2. Il primo, facile da capire, perché era molto difficile raccontare un'esperienza in un campo di concentramento. Io ricordo, io e mia sorella, che quando eravamo bambini ogni tanto durante la notte lo sentivamo urlare e chiedevamo alla mamma cos'ha papà, e la mamma diceva una sua storia, poi quando avrà voglia lo racconterà. Il secondo motivo, perché papà, quando cominciò a parlare, sosteneva che questo paese non ha fatto i conti con le sue responsabilità. E vi cito un episodio. Papà torna a Ferrara, ha la grande gioia di incontrare sua mamma, dopo 2 mesi era tornata anche lei, riprende a studiare, si iscrive all'università. Nel 1948 vince una borsa di studio per passare 3 mesi in Inghilterra. È solo che nel 1948 era molto difficile avere il visto per andare dall'Italia alla Gran Bretagna, c'era una sorta di pace armata tra i 2 paesi. Allora papà va da quello che era diventato un suo buon amico, che li aveva aiutati quando erano tornati a Ferrara. Pensate, l'arcivescovo di Ferrara, un signor Brovelli. Gli dice, Franco, non preoccuparti, parlo io con l'ufficio passaporti della questura di Ferrara. Il giorno dopo lo chiama e gli dice, puoi andare, c'è il visto. Papà va all'ufficio passaporti della questura di Ferrara, entra nell'ufficio del capo dell'ufficio passaporti, lo vede e lo riconosce. Il commissario Allegretta, capo dell'ufficio passaporti della questura di Ferrara nel 1948, nel 1944, 4 anni prima, era il capo dell'ufficio politico e l'aveva deportato. Erano passati 4 anni, aveva cambiato ufficio.
E quando molti anni dopo papà cominciò a parlare nelle scuole, i ragazzi gli dicevano: ma ti ha riconosciuto? Papà rideva, diceva: con questo cognome Schönheit Ferrara, certo che mi ha riconosciuto. E cosa ti ha detto? Mi ha dato il visto e mi ha detto buon viaggio. In qualche modo anche 4 anni prima mi aveva augurato buon viaggio. Ma potremo andare avanti. Pensate che negli anni 50 venne nominato presidente della Corte Costituzionale l'avvocato Azzariti. L'avvocato Azzariti, presidente della Corte Costituzionale negli anni 50, nel 1938 era stato l'estensore delle leggi razziali. Erano passati 15 anni. Potremmo andare avanti ancora. Pensate, io quando andavo a scuola all'inizio degli anni 70, il mio libro di storia si fermava alla Prima Guerra Mondiale. Il nostro è un paese per molte generazioni che non ha fatto i conti con la storia. Pensate che io ricordo ancora il telegramma del generale Diaz, re d'Italia: Maestà, l'esercito nemico risale in disordine senza speranza alle valli che aveva disceso con orgogliosa sicurezza. Quella maestà che 20 anni dopo avrebbe firmato le leggi razziali. Per tanti anni non ha parlato. Quando ha cominciato a parlare è stato perché i miei figli gli hanno detto: no, vogliamo conoscere la tua storia. E lui cominciò a parlare nelle scuole sempre di più, al punto tale che un bel giorno, qualche anno dopo, mio figlio maggiore arriva a casa e io vedo che lui si era, mio figlio maggiore, tatuato sul braccio il numero di campo di mio papà. E io ho detto, e lui dice: guarda, dice, io voglio portare avanti quella storia. Dopodiché vi faccio sorridere. Gli ultimi anni della mia vita, papà è mancato 5 anni fa, andavamo al mare assieme, ma Micchi aveva sempre la camicia, perché io ho detto: tu non fai mai vedere quel numero al tuo nonno. E mio papà mi diceva: ma Micchi non fa mai il bagno? No, sai, i ragazzi di oggi il bagno lo fanno magari a mezzanotte, quindi non ti preoccupare. Per fortuna non ha mai visto il suo numero di campo, 44826, tatuato sul braccio di suo nipote. Quando gli ultimi anni papà parlava, cominciava a rendersi conto che la storia va portata avanti, perché se no è un qualche cosa, dice sì, va bene, 80 anni fa, eccetera. E quindi cercava di contestualizzare la storia. In una delle ultime volte lo sentii pronunciare questa frase, che per me è un insegnamento di vita ed è assolutamente attuale, se ci pensate. Lui diceva: noi che abbiamo provato quello che abbiamo provato, dobbiamo diventare i titolari della cattedra della battaglia contro la discriminazione dell'uomo sull'uomo, senza distinzione di genere, religione, nazionalità, provenienza. Pensate quanto è attuale questo argomento. E questo è un modo per portare avanti il ricordo di quella tragedia, perché se no entra nei libri di storia e pian piano viene dimenticata. Io, il giorno della memoria, quando vado a parlare nelle scuole oppure in posti come questo, finisco con un ricordo personale. E ricordo nei confronti di una mia cuginetta, quella a cui papà dette un bacio a Fossoli, che si chiamava Giuliana, aveva 5 anni, e già l'idea di una bambina di 5 anni che venne arrestata assieme alla sua famiglia da una squadraccia fascista a Monsummano Terme, provincia di Firenze. Già l'idea che una bambina possa essere arrestata e mandata a morire in una camera a gas ad Auschwitz può sembrare, come dire, la trama di un film dell'orrore, ma questo non era un film dell'orrore, questa era una verità ed è avvenuta nel nostro paese. Allora, pensando a Giuliana, questa cuginetta che non ho conosciuto, io credo che si debba dire una cosa importante. Infami vigliacchi. Questo era il fascismo. Così ce l'ha riportato la storia. Così noi abbiamo il dovere di riportarlo alle nuove generazioni, affinché questa vergogna e altre vergogne non accadano più nella terra di Dante e Michelangelo, di Giotto e Leonardo da Vinci. La storia di mia madre è diversa, tra l'altro la famiglia di mia madre è la famiglia Finzi-Contini, anche se non si chiamavano Finzi-Contini Bassani, cambiò il nome, ma questo non è quello che volevo dire. Il mio nonno materno, negli anni 20, cominciò la carriera da ambasciatore e finì a Ginevra. È importante questo passaggio per quello che successe dopo.
poi si rifiutò di prendere la tessera del partito fascista e la sua carriera diplomatica finì lì. Però ebbe l'idea di lasciare aperto il conto al Credit Suisse. La storia va avanti e nel febbraio 1944 tutta la famiglia di mia madre scappa in Svizzera. Prova a scappare in Svizzera. Arrivano dopo una lunga marcia sul lago di Como, fermano i soldati, cioè i doganieri svizzeri, gli dicono: voi potete mantenervi in Svizzera perché se non potete mantenervi non vi facciamo passare. È quello che è successo a Liliana Segre, che è tornata indietro. E mio nonno dice sì, dice ho un conto aperto al Credit Suisse. Li fermarono in dogana, fecero degli accertamenti e la mattina dopo arriva una lettera della direzione generale del Credit Suisse che io conservo a casa, pensate, perché l'ho trovata nei documenti di mia mamma, che dicevano che la famiglia Bonfiglioli, mia mamma si chiamava Bonfiglioli, era affidabile, potevano passare. Si sono salvati soltanto per quell'idea che ebbe mio nonno. In tutta la lunga marcia di notte, era marzo 1944, verso la Svizzera, tra le persone che stavano scappando dalla sua famiglia c'era anche la mia bisnonna e c'era anche una cugina che non stava bene, non ce la facevano, quindi si sono fermati e arrivano i tedeschi e la mia bisnonna dice alla cugina: nasconditi dietro un cespuglio, e lei, che parlava tedesco, esce dal cespuglio e dice: sono sola. Viene arrestata, finisce ad Auschwitz e da Auschwitz non torna. Ma la storia non finisce qui, perché alla fine degli anni 40 tutta la famiglia di mia mamma ovviamente era tornata a Ferrara dalla Svizzera. Un giorno suonano alla porta, va a aprire mia nonna e si trova davanti un carabiniere, pensate. E il carabiniere dice: la famiglia Bonfiglioli? Sì, dice, aveva un sacchetto in mano. In quel sacchetto c'era l'anello di famiglia che aveva la mia bisnonna. Il carabiniere l'aveva messo da parte per consegnarlo. Pensate che questo adesso c'è la mia moglie, poi ce l'avranno le mogli dei miei figli. Cioè, come dire che il nostro paese era anche un paese di brave persone. Se lo poteva intascare un anello molto prezioso, se lo poteva intascare questo anello, nessuno avrebbe saputo più niente. Invece lo voleva riconsegnare ai proprietari. Mia mamma, avendo avuto questa fortuna, si è trovata vicina a un marito che invece la fortuna non l'aveva avuta. Ma devo dire è stata di grande aiuto a papà, soprattutto nei momenti di crisi. E anche solo che ogni tanto quando litigavano papà diceva: tu sei stato in Svizzera, cosa vuoi parlare a me? Che facevano il confronto, va bene. Per non parlare anche, ma poi stiamo divagando, che mia mamma si era iscritta a Ca' Foscari e un giorno mio padre erano fidanzati e gli disse: ma smettila di fare l'università, toglieresti il posto a qualcheduno che magari ha bisogno di lavorare. In realtà c'era dietro l'idea: così stai a casa, cucini per me che vado a lavorare, ma questa è un'altra storia ancora.